Direi che tutto sommato, però abbiamo fatto un buon lavoro per quello. Quando siamo andati da Ciambetti e Chiso assieme, l'aveva organizzata Walter, è chiaro che noi abbiamo spinto sul discorso di fondi riservati ai trasporti. È chiaro anche che sappiamo che siamo sul filo del rasoio e così, ma non è così. Del resto non lo è stato negli anni precedenti e non è stato in questa occasione. Abbiamo spinto soprattutto sul fatto di dire ma erano stati promessi all'inizio dell'esercizio, noi ne facevamo conto, tant'è che le aziende nostre hanno portato i loro bilanci facendo conto anche su questi 10, dopodiché Matteo sta bravetto che invece ritirò via di più, diciamo, non importa, che ha detto, beh, ma insomma 10 non è che piangiamo se sono 6-7. Dopo ne fuori a 4 e Walter ha fatto benissimo a dire io quel giorno non ero reperibile, ma ha fatto benissimo a portare a casa. Secondo me è ancora recuperabile qualcosa, perché questo provvedimento è giunta, ma l'assestamento bilancio lo sappiamo tutti che va in consiglio, e in consiglio se noi facciamo, secondo me, la nostra battaglia come abbiamo sempre fatto tutti gli anni, coinvolgendo tutti i capigruppo e chiedendone conto a tutti i capigruppo, anche se dopo vediamo che il termine dei trasporti, no, non politicamente, che ne interessa poco, ne interessa il risultato, perché questo è il nostro compito. Io credo che lì potremo, spero, ma potremo spuntare qualcos'altro. Se poi, come dicevamo prima, è tutto destinato alle aziende, insomma, limitiamo. L'anno prossimo devo dire che l'incontro che avevamo avuto con Chiso è stato abbastanza positivo, nel senso che lui, conviene anche a lui ovviamente perché difende la propria materia e il proprio assessorato, però sembrava che ci credesse abbastanza, nel senso di dire se ci arriva il taglio allora si parlava ancora del 20%, mentre dopo abbiamo capito, sentito, speriamo che si riduca la cosa. È ovvio dire che non può essere diviso per tutti il 20%, ci sono categorie e materie e settori che bisogna di particolare attenzione, per cui quel 20% dovrà essere ridotto a DL, e altre dove si potrà fare la mano invece del 20 deve stare a 25-30, voglio dire, per cui su questo mi pare di aver capito anche no, dopodiché abbiamo fatto un passaggio anche sulle gare, questo possiamo dirlo, mi pare aver capito che Astra ha una soluzione. Sì, quello di cui ha parlato anche mercoledì. Qua è Chiso era non d'accordo di più, non vorrei fare entusiasta. No, non solo gli scorpori, c'è il discorso di fare della selezione, prequalifica della selezione. Abbiamo risintetizzato tutto, riformulato tutto, eccetera, eccetera. Ha chiesto di fare una verifica con i propri uffici. Dopodiché ha chiamato e ha detto guarda, secondo i miei uffici, dice Ciambetti, giuridicamente questi 10 milioni non sono vincolati al trasporto. Sappiamo che ci sono grandi problemi per chiudere il bilancio regionale, stiamo parlando dell'assestamento, quindi parliamo intanto di quest'anno, per cui alla fine dice io posso mettervi di quei 10, posso mettervi 3 milioni di euro e dopodiché discuteremo, oppure tirando, togliendo, eccetera eccetera, se proprio ce la faccio ne metto 4, però allora a quel punto ho sentito qualcuno che sono riuscito a sentire rapidamente e no, il buon senso è quello di dire intanto portiamo a casa quello che riusciamo a portare a casa, dopodiché se riusciamo a rilanciare o intervenire successivamente ben venga, insomma. Per cui è stato in giunta regionale e sarebbe andata un riconoscimento al trasporto gomma di ulteriori 4 milioni di euro rispetto ai 10 che abbiamo chiesto e rispetto anche alla situazione generale. Questa è quindi la sostanza. Quindi ogni azienda, bene o male, che sa le proprie percentuali, sa che intanto questa base si è raggiunta